Bentrovati, buona giornata, appuntamento come di consuetudine con il nostro spazio dedicato al mondo dello sport, www.venetoglobe.com, la web tv che trasmette tutto quello che riguarda lo sport trevigiano e non solo, per quanto riguarda appunto il Veneto e poi delle occhiate particolari anche ai maggiori avvenimenti internazionali e nazionali. Ogni sera in onda alle 19:40 circa invece sul canale 95 di Caffè TV 24 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Vi ricordo che Caffè TV 24 è la TV del Nord Italia con l'irradiazione del proprio segnale anche in Emilia Romagna e nelle Marche. Andiamo ad iniziare con questa sequenza di motociclette, che belle. Si pensa già al mondiale di motociclismo, domenica si corre in Qatar, si corre il Gran Premio omonimo, prima gara del mondiale, e l'in bocca al lupo naturalmente va a tutti i piloti, ma in particolar modo insomma al Valentino nazionale. Serie A con scontro ancora tra Icardi e l'Inter. Spalletti lo convoca ma lui dice di no, rinuncia. L'argentino infatti sembra voglia parlare con il presidente. Il Milan invece, quindi andiamo nell'altra sponda, farà turnover con il Verona per preparare al meglio il prossimo derby della Madonnina. La Juventus ha invece la testa soltanto alla Champions, compreso CR7 che vedete. La Juve ha testa alla Champions perché è reduce da questa sconfitta contro l'Atletico Madrid del Cholo, un Cholo che sarà atteso e fischiatissimo allo Juventus Stadium. Vedremo cosa riuscirà ad imbastire, cosa riuscirà a fare Allegri, che ha 7 giorni per ribaltare la situazione. Domani ritorna la Coppa con la Roma che va in Portogallo per affrontare il Porto. Si parte dal 2-0 casalingo che fu una doppietta di Zaniolo. È uno Zaniolo che dovrebbe giocare, anzi giocherà sicuramente, c'è solo l'imbarazzo di vedere se viene schierato come esterno oppure come mezzala. Andiamo in Serie B dove si ricomincerà con il Verona in trasferta a Perugia venerdì 8 marzo, poi Cittadella Pescara. Oggi intervista sulla Gazzetta dello Sport al direttore generale sportivo Marchetti del Cittadella, che dice: non ci tiriamo indietro, ci siamo, possiamo fare male a chiunque, e quindi vedremo il Cittadella come si comporterà in questo finale di campionato. Spezia Padova è l'altra veneta, ma manca una veneta, il Venezia di Walter Zenga, che sta attraversando un periodaccio in questo momento e giocherà lunedì 11 marzo contro un cliente difficilissimo che è il Palermo. In Serie C tutto normale con Pordenone a 54 punti, 7 punti di vantaggio sulla Triestina che si trova a 47, Feralpi Salò a 46. La Serie D invece ha toccato già ed esaurito la 26esima giornata, oltre alla capolista o alle capoliste, insomma Adriese 52 punti, Arzichiampo 51, Feltre 47, ottimo il campionato del Feltre. C'è da segnalare il Montebelluna un pochino in difficoltà, la formazione di Francesco Checo Feltrin, che deve levarsi di torno questo numero 31 in mezzo alla classifica, perché è veramente ad un passo, attenzione ad un'altra scivolata, ad un passo dalla zona play-out. Eccellenza, anche qui esaurita la 26esima giornata, la sorpresa è stata la sconfitta in negativo appunto dell'Ia Piave in casa contro il Giorgione per 3-1, Luparense che forse decide di aver chiuso il campionato vincendo 3-0 contro il Vittorio Falme, che la lotta contro la Lia Piave si concretizzerà poi a metà marzo, qui quando ci sarà lo scontro a San Polo di Piave tra le due formazioni. La novità arriva invece da Nervesa della Battaglia, dove la società del presidente Sandri ha esonerato il tecnico Baldi, che vedete in questa immagine di repertorio. L'arrivo di Groppello, ci si affida a Groppello per cercare di salvare l'annata, ma è veramente a rischio. Per quanto concerne invece la promozione, le nostre telecamere domenica sono andate a Villorba per seguire Villorba Prodeco Montello. Ne è scaturita una vittoria del Prodeco Montello di 2-1, non gran bella partita, molto meglio il primo tempo, il secondo veramente molto brutto anche il campo, come sottolinea Marco Marchetti, tecnico dei Montegliani.
Villorba Prodeco, eccoci al termine della gara con mister Marchetti, altra tacca, insomma continua la lotta con il Portogruaro, mi pare che questo insomma sia il film del campionato. Mi sembra che hanno vinto, sì. Sì, è una corsa che non pensavo all'inizio, nel senso che consideravo un campionato con 5-6 squadre che potevano giocarsi la parte alta con più equilibrio e sarebbe forse stato meglio, perché diventa veramente difficile riuscire ad entrare in ogni partita sapendo che puoi sbagliare niente. Non so se si è visto oggi, ma stavo per da fuori, però sì, oggi la partita era complicata di suo per il campo che io credo che i 22 sono stati bravi, anche loro hanno cercato di giocarla ed era pessimo, e per cui c'è anche da mettere in conto queste cose qua, adattarci e adesso preparare la prossima, altra squadra affamata dei punti che deve provare a tirarsi fuori da sotto, e le motivazioni le avranno come le nostre, e prepariamo questa e poi sì, dai. Buon primo tempo da parte di tutte e due le squadre, poi effettivamente voi avete un pochino smesso di giocare, avete controllato, no? Questo è un difettino che abbiamo, e la partita non era chiusa, per cui abbiamo qualcosa ancora su cui migliorare. Però insomma i reparti ci sono tutti, è una bella squadra vista in campo, fa paura. Credo che oggi insomma loro avevano due assenze importanti davanti, le avevamo anche noi perché abbiamo dovuto evitare problemi con Zanardo e Schiavon, però chi era in campo ha lavorato, e per cui credo che anche Zorzetto la stanchezza finale ci possa stare perché ha lavorato molto. E allora la lotta, come diceva Marchetti, sarà tra Portogruaro e Prodeco. Montello a 62 punti, pensate che lo Pitergina ne ha soltanto 43 ed è il terzo posto. Lasciamo il calcio per passare alla basket, e allora si festeggia a Treviso, festa grande, perché oltre all'ultimo di Carnevale oggi si può anche festeggiare questa Coppa, la Coppa Italia, che è arrivata ad arricchire questa bacheca ancora integra della formazione della TVB De Longhi Treviso. E allora andiamo a sentire i due protagonisti insieme ad un grande Logan, due protagonisti del match, ovvero Matteo Imbro e Matteo Chillo. Eccoli. Innanzitutto è stato emozionante, soprattutto per me, perché essendo capitano da pochi giorni ho alzato il mio primo trofeo, quindi credo sia molto emozionante. Poi è stato, essendo il primo titolo magari della De Longhi, è emozionante, è bello, e questo lo dedichiamo soprattutto ai tifosi. Una partita durissima, tornando a parlare di basket giocato, la Fortitudo non ha mollato mai. Voi avete però trovato nell'energia, soprattutto difensiva, la chiave per vincere questa partita. Sì, noi ci siamo concentrati soprattutto su mettere tanta energia in campo, sopperire magari a qualche dettaglio tecnico, tattico con l'energia. Magari questo alla lunga è venuto fuori, soprattutto in difesa, perché in attacco sappiamo che passandoci la palla, giocando insieme, riusciamo a trovare sempre dei buoni. L'hai detto tu, l'ha detto Matte prima, e ci siamo concentrati soprattutto sulla difesa, sapendo che se dovevamo fare uno sforzo in più sicuramente dovevamo partire da quella, e anche perché come competizione giocare una volta al giorno, quindi venerdì, sabato e domenica, è sicuramente molto dispendioso, quindi direi che chi arriva meglio e più lucido alla fine riesce a portarla a casa questo tipo di competizione. Ecco, le tue emozioni invece per questa vittoria? No, sono felicissimo, sono contentissimo, ce la siamo meritata, abbiamo fatto 3 grandi partite secondo me, conducendo tutte e 3 le partite, adesso non mi ricordo benissimo, però comunque abbiamo sempre condotto, quindi ce la siamo meritata, e sono molto felice, e tutta la squadra lo è assolutamente.
È una felicità che magari in questi momenti non si vede perché prevale la stanchezza, stravolti sia i due Matteo Imbrò e Matteo Chillo. Bene, complimenti ancora a loro. Intanto prima di parlare di Ponzano femminile vi ricordo che Montegranaro, la partita appunto contro Montegranaro al Palaverde domenica 10 marzo sarà anticipata alle ore 12 e adesso può ritornare la foto della Ponzano femminile in A2 che perde purtroppo e si arrende contro Vicenza in trasferta, sconfitta di 3 punti. 58-55 nonostante ancora una volta un'ottima Ciabattoni. La Ruker Sanve per il campionato di Serie B che seguiamo giocherà adesso il 9 marzo in casa al Palasystem di Saccon di San Vendemiano nel Trevigiano per ritornare prepotentemente a fare risultato gli uomini di Marco Mian. Palaverde gremito, e quando parliamo di Palaverde in questo caso o parliamo di TVB o parliamo di Imoco. Di TVB abbiamo appena parlato, quindi parliamo di Imoco Volley Conegliano, partita sentitissima quella contro la Savino del Bene Scandicci, terminata 3-0 per le trevigiane, e allora abbiamo la polacca Aja Volos ai nostri microfoni appena finita la gara. Bene, dicevo in telecronaca che ho visto a Scandicci una cosa diversa, mi ha fatto un po' rabbia perché questo 3-0 qui, Sì, serviva partita così. Io sono molto contenta perché per noi era una partita molto importante, perché dopo Champions dovevamo tornare subito in campionato e questa partita per noi è fondamentale anche in classifica. Adesso abbiamo 6 punti in vantaggio, quindi possiamo stare un po' più tranquille questa settimana, e era anche una bella prova dopo Champions che abbiamo perso 3-2 a casa loro, e quindi adesso belle 3-0 qua. hanno aperto i cancelli, quindi stiamo per venire travolti, però visto bene anche Volos tornata a grandissimi livelli, oggi hai fatto delle cose stupende. Grazie, ma io sono critica di me stessa e sempre può essere meglio, ma piano piano ci rialziamo e spero che sarà solo meglio. Visto che hai appoggiato anche la tua amica Fabris, insomma è entrata e hai fatto mettere giù 4-5 belle palle. Sì dai, sì, anche lei ha bisogno, quindi piano piano ci torniamo tutte e due, vediamo, secondo me sarà solo meglio. Ti lascio alle ragazze. Grazie, posso andare con te? Ciao. Bene, allora è stata travolta ma simpaticamente insomma dalle ragazze che richiedevano gli autografi. Benetton Rugby sabato a Monigo, altra splendida vittoria contro Edimburgo. Guardate questa foto che sintetizza tutta la fisicità del match, che è stato uno dei più duri sicuramente giocati in questa stagione per la formazione trevigiana. 18-10 il risultato contro Edimburgo, è ancora il sogno che continua per la Pro 14, adesso c'è un po' di riposo meritatissimo, tranne che per i nazionali che avranno un doppio impegnativo scontro con la conclusione il 16 poi a Roma contro la Francia. Da uno sport duro ad un altro sport altrettanto duro, che è quello dell'hockey su ghiaccio. La Micros Asiago porta a casa da Collalbo contro la Ritner Buam 5-4 la vittoria, 3 punti pesantissimi e importantissimi che danno il quarto posto, la quarta posizione in classifica, che permette l'accesso senza preliminari ai quarti di finale dei playoff. Ora Asiago dovrà difendere questa posizione di classifica conquistata con tanta fatica quest'anno, lo farà domani sera alle ore 20 all'Odegar. È un inusuale orario, di solito si gioca più tardi, alle 21 circa, mentre si giocherà domani alle 20 all'Odegar di Asiago contro l'Olimpia Lubiana. Non sono ammessi passi falsi. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento sportivo. Veneto Globe Sport ritorna domani, sempre sulla nostra web TV in modalità on demand e sul canale 95 di Caffè TV 24. Non mi resta altro che augurarvi un buonissimo ultimo giorno di Natale, di Carnevale, scusatemi, siamo un po' corsi troppo.